Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo in questo nuovo e ultimo inizio settimana di maggio, pensate un po', sempre in compagnia delle stelle di Radio.0, però andiamo a scoprire insieme le ultime novità. Ariete, grazie alla luna in sestile a Giove e Marte nel vostro cielo, nel lavoro non punterete sulla competizione ma coltiverete le alleanze e la cooperazione. Saprete poi selezionare con il partner in sua compagnia i progetti in cui investire energie e risorse per un futuro insieme. Toro, Venere e Urano in congiunzione vi renderanno soprattutto in amore brillanti e sicuri di voi. Ne seguirà una svolta decisiva nella vostra vita affettiva, aspettatela, Nascerà un'attrazione poi da vivere senza farsi tante domande come fate di solito, non tormentatevi però, è Urano poi che ve la manda. Gemelli, gli aspetti astrali odierni faranno vivere ai più audaci, specie a coloro che sono soli e in attesa dell'incontro della loro vita, un turbine di conoscenze intriganti. Le stelle vi creeranno a voi momenti appaganti, riuscendo a donare comprensione a chi ve lo chiederà. Cancro, scacciateli i pensieri pessimistici che potrebbero condizionarvi oggi, facendovi pure dubitare delle vostre capacità, che sono invece adatte alle situazioni che dovete affrontare. Desistete poi, l'amore non si può imporre e nemmeno consigliare, dunque arrendetevi e guardate oltre. Leone, con la bella complicità della luna strapperete un consenso a lungo ricercato, ma poi dovrete impegnarvi per realizzare ciò che avete promesso. Avrete un certo fiuto per gli affari oggi, metterete a punto diversi piani che poi si riveleranno decisamente fortunati. Vergine, per merito di Urano nel Toro in Trigono, proverete con dei risultati alla fine ad aprirvi nuove strade grazie a un buon senso pratico e un ottimo spirito di iniziativa. Se siete single, poi dall'altra parte con Venere e Urano vostri alleati farete salti di gioia per un incontro esaltante. Bilancia, considerando Plutone in quadratura non siate diffidenti e gelosi, mi raccomando, soprattutto se lo fate senza motivi fondati e con la persona del cuore, e se volete costruire un rapporto più solido non è la direzione giusta. Plutone vi costringe a un processo di trasformazione che distrugge, poi rigenera con decisioni un po' sofferte, ma voi fidatevi. Scorpione, un familiare potrebbe dimostrarsi chiuso in se stesso e quindi se adotterà un atteggiamento un po' ritroso, provate a chiarirne subito il perché. Se dovesse poi emergere invece un errore del passato difficile da risolvere, non demoralizzatevi, non è la vostra parte, alla fine ce la farete. Sagittario, non lasciate che le preoccupazioni professionali incidano sull'armonia di coppia che va così bene, anzi cercate nella compagnia del partner la serenità che a volte vi manca. Con Nettuno sfavorevole dai pesci, fate attenzione oggi, qualcuno potrebbe condizionare le vostre azioni e non poco. Capricorno, non lasciatevi trascinare in noiose polemiche a causa di Marte ostile, aprite la porta del vostro cuore e andate incontro alla persona amata con dolcezza. Occhio però dall'altra parte, siate prudenti in ogni cosa farete oggi, poiché i pianeti non vi sono particolarmente amici. Acquario, Saturno si trova nel vostro cielo, precisione, metodo e pazienza saranno le migliori armi per arrivare dritti ai risultati che tanto meritate. La luna in Gemelli vi sorride, vi spronerà a vivere la giornata accogliendo il meglio che vi possa offrire, voi seguitela. E chiudiamo con i pesci. Ringraziate Mercurio, Venere e Urano nel segno dell'Ariete se svolgerete nel lavoro un ruolo trainante per la forza innovativa delle vostre idee. Venere in sestile in particolare vi porterà riuscita e successo nelle iniziative, quelle in particolare volte a migliorare la vostra immagine. Ed è tutto quindi anche per questo ultimo lunedì di maggio in compagnia delle stelle. Noi ci risentiamo domani ancora con tutte le novità. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio